scandaloso quello che è accaduto, perché tutti guardano al costo dell'elicottero, ma io penso alle vite messe a repentaglio, perché un elicottero quando si alza e va sulle creste è comunque un'attività a rischio. E non è possibile accettare che arrivi l'elicottero per 2 volte, dopo la terza volta è andata a buon fine, arrivi l'elicottero e questi chiedano informazioni, ma siamo fuori di testa. Devono pagare? No, non devono pagare tutto a piedi lista, non esiste, non solo che si facciano spese per 2 che chiedono informazioni a quelli del soccorso alpino o all'elicottero, ma soprattutto mettere a repentaglio la vita dei nostri ragazzi. Per andare lì vuol dire andare vicino alle creste per raggiungere questi ragazzi. 3 giorni sta sceneggiata, 2 giorni, quanto è durata? Loro hanno fatto bene intervenire, perché figuratevi se fosse accaduto qualcosa, oggi i commenti sarebbero stati l'opposto, no? Dovevano andare su a portarli via di forza, altre robe. Questi devono pagare il conto, ma anche salato. E verificherò che per quel che mi riguarda che lo paghino tutto, perché sennò gli corro dietro con l'avvocato finché non l'hanno pagato.